Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo perché attivare i circuiti radionici e per quale scopo. In un certo senso dobbiamo capire l'importanza di questo valore aggiunto che noi possiamo dare alla nostra vita. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Il De Gala, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il De Gala Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Sotto qui in descrizione ci sono i link per poterci raggiungere. Se vi scappa anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto Veneziano è sempre contento. Bene, parliamo dei circuiti radionici in generale e vi ricordo che il vostro Marietto Veneziano ha fatto già 38 pillole gratuite nella playlist radiestesia e radionica basic, in cui potete guardare e cominciare il cammino di studiosi di radiestesia radionica. Perché questo attivare i circuiti radionici, che chiaramente sono gratuiti nel sito ilcapitano.altervista.org? Perché? Perché fondamentalmente noi come corpo sottile, viviamo in un ambiente vibrazionale. Noi adesso vediamo la materia densa, ma in realtà abbiamo altri 6 corpi vibrazionali che interagiscono con noi, nel senso noi siamo un unicum, ma in realtà abbiamo tantissimi corpi vibrazionali e quindi ogni giorno noi siamo confrontati con altri corpi vibrazionali che possono essere buoni o meno buoni, e quindi è sempre buono attivare questi circuiti in modo, come si dice, semplice, cioè basta stampare alcuni non devono essere neanche valorizzati o inizializzati, basta stamparli, mettere ad esempio in sala o nella camera da letto, tipo la croce cosmica e quant'altro, e si attivano queste energie benefiche nell'ambiente dove si trovano. L'ideale sarebbe anche guardare tipo la croce cosmica per farla entrare nell'inconscio e nel subconscio, così che le persone non vengono più derubate da questo simbolo molto prezioso, da questo circuito radionico. Questo perché? Perché appunto noi ogni giorno affrontiamo altri campi vibrazionali. Uno dei posti più pericolosi, a parte il posto di lavoro, è chiaramente il carrello della spesa dei supermercati. Lì si anidrano tantissimi parassiti astrali e vampiri energetici, di ogni tipo, sia fisici che meno fisici. Poi chiaramente il posto di lavoro. Quindi quando voi incontrate il sito capitano.altervista.org o le pillole del vostro Marietto, è sempre buono che le scaricate, leggiate un po' come si usano e poi piazzarle nei posti più strategici a casa. Scusate. Questo vi darà sicuramente nel tempo un vantaggio. Capita anche che vi darà la possibilità di dare una svolta a certe vostre amicizie che erano perniciose e magari non ve ne accorgerete nemmeno. Quindi quando si attivano questi circuiti bisogna pensare che dopo un mese praticamente, perché inizieranno dopo un mese che avranno saturato bene il corpo eterico, a iniziare a lavorare. Bisogna sempre tenere presente che la radionica è più lenta che la magia operativa e quindi avrà un decorso molto più blando, molto più leggero, molto più elegante, mettiamola giù così, e vedrete i risultati alla distanza, magari dopo 4, 5, 6 anni. Voi magari non vi ricorderete più di aver attivato questi circuiti, ma di conseguenza loro invece no, continueranno a lavorare, non gli interesserà se voi vi siete dimenticati, continueranno a fare il loro job, e il loro job è fare del bene, perché sono circuiti tutti propositivi, tutti che vogliono il bene vibrazionale del corpo delle persone umane, perché sono stati creati, generati e pensati per lavorare nel bene, nella luce, nella mano destra o nella mano centrale. Cercano sempre di fare il meglio per la persona che li attiva. Chiaramente se una persona è abituata a fare certe cose tipo bere o fumare o mangiare in modo esagerato, questi circuiti quando verranno attivati nel tempo cercheranno di smussare questi angoli e cercheranno di aiutare la persona a rimetterla nel cammino facendo giusto. Quindi cari amici, il mio invito è sempre di guardare le pillole del vostro Marietto Veneziano di radiestesia radionica basic, dove ho fatto una bellissima pillola, cioè playlist, scusate, in cui prendo per mano la persona che non ha mai visto un pendolino e lo porto fino a usare alcuni circuiti importanti,
e guardare anche le altre pillole che parlano sempre di esoterismo, di magia, di social. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!